Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Ave Cor Incontra, interviste con i grandi maestri, promosso da Ave Cor Associazione Veneto Corale. Oggi avremo con noi il maestro Marco Berrini, che ci onora della sua presenza. Buongiorno maestro. Buongiorno Maria, grazie, buongiorno a tutti. E con lui tratteremo un tema un po' forse inusuale, però che è molto importante al giorno d'oggi, che è quello della formazione corale, sia dal punto di vista del direttore che del cantore. Però per chi non conoscesse il maestro, che ho qualche dubbio che non sia conosciuto, vi do alcune informazioni. Il maestro Berrini è un direttore di coro, penso il più importante, il più attivo oggi, sia in Italia che all'estero. È nato a Milano, si è diplomato nel conservatorio della sua città in composizione polifonica vocale, in musica corale e direzione di coro, in pianoforte, ma ha anche intrapreso studi di direzione d'orchestra e musicologia, quindi direi tutto tondo, direi, no? Ha iniziato la sua attività professionale come maestro sostituto, direttore del coro da Camera della RAI di Roma, e ha successivamente collaborato con i teatri di Malaga, Siviglia, Genova e con l'orchestra e il coro della Comunità di Madrid. Ha diretto in Medio Oriente, in Sud America, dove è stato anche direttore ospite del Coro Nazionale Giovanile Argentino e del coro del Teatro Municipale di Cordova. È direttore ospite della FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana. È fondatore del complesso vocale professionale Ars Cantica Choir Consort e direttore del Vocalia Consort di Roma, con i quali ha vinto numerosi primi premi in competizioni nazionali e internazionali. Dal 2017 dirige il coro dell'Almo Correggio Borromeo di Pavia. Importantissimo, l'attività artistica unisce anche da sempre l'attività di didatta, è per questo che abbiamo scelto il maestro per affrontare questo argomento. Dal 1991 è prima docente di esercitazioni corali presso il Conservatorio di Bari, poi quello di Alessandria, per arrivare al 2018 in cui lo troviamo docente di direzione di coro e composizione corale presso il Conservatorio A. Stefani di Castelfranco Veneto, e per fortuna è arrivato in Veneto, direi. Inoltre è fondatore, direttore artistico e docente della Milano Choral Academy, scuola internazionale di formazione e perfezionamento per direttori di coro e cantori, attiva dal 2010. E ora direi di entrare nel vivo dell'intervista, e proprio per questa sua formazione di musicista a tutto tondo, direi, perché da pianista, anche cantore, direttore di coro. Quando, come e perché è nato l'amore per la coralità, la passione per la coralità, maestro? Diciamo che non c'è stato un vero e proprio momento iniziale. Nel momento in cui mi sono avvicinato alla musica l'ho fatto attraverso la voce, attraverso il canto, attraverso il coro. Devo quello che sono oggi ad una formazione corale come Voce Bianca. Ho avuto la fortuna di incontrare sulla mia strada di bambino in crescita un sacerdote che mi ha avvicinato al canto, corale, e che tra l'altro voglio ricordare perché è scomparso proprio pochissimi mesi fa, poco prima di Natale, è Don Antonio Zucchelli, bergamasco, che appunto mi ha avvicinato al canto, mi ha avvicinato al coro, ed è proprio con lui che è iniziata questa, che all'inizio, come per tutti noi, probabilmente è stata una passione, è stato un gioco, un divertimento, era un momento irrinunciabile nella vita di noi ragazzini che frequentavamo quel gruppo e che 2 volte alla settimana ci trovavamo a cantare insieme, e che poi, senza rendermene conto, è diventata la destinazione della mia vita. Non è di molti giorni fa, è una riflessione che facevo fra me e dicevo: ma se non avessi fatto questo nella vita, che cosa avrei fatto? E devo confessare che non sono riuscito a rispondere a questa domanda. Non ho mai avuto una prospettiva diversa, e devo dire che grazie al cielo, ecco, i miei desideri si sono sempre incanalati nella direzione della loro realizzazione. Quindi, diciamo, una formazione musicale che è partita assolutamente dall'esperienza corale, dalla quale posso dire non ricordo di essermi mai staccato. Ho iniziato cantando quasi per oggi, con la coscienza di oggi, non mi sento di dire naturale continuità, una innaturale continuità. Mi sono trovato davanti a questo gruppo di amici, di coetanei, poco più che
quindicenne a dirigerli con delle consapevolezze che oggi è meglio che io non vi descriva, e da quel momento in poi, ecco, con questa continuità invece così nella vita del coro, come cantore, come direttore in erba, ma anche molto meno che in erba appassita, e poi studente di musica, eccomi qua oggi a parlare con te, Maria Grazia, a parlare di una vicenda che è stata la vicenda di una vita. Naturalmente la formazione che ho avuto in senso tradizionale, classico, quella che abbiamo avuto tutti in seno ai conservatori, è stata comunque una formazione importante, lo studio del pianoforte, apparentemente sganciato da quello che è il mondo dell'attività poi corale da direttore, è stata una formazione fondamentale, non solo per la pratica che poi trova sempre grande utilità nel lavorare, nel saper mettere le mani lavorando su una tastiera, ma anche per un certo tipo di apertura mentale che ancora oggi trovo fondamentale per la comprensione anche degli stili, il riconoscimento di peculiarità che fanno di ogni momento storico un momento unico e riconoscibile nel suo esprimersi attraverso il suono. Quindi gli insegnanti fondamentali, la mia insegnante di pianoforte, l'insegnante di direzione di coro, il maestro Zingaro, che ho ancora oggi il piacere di avere non solo come amico ma anche come collega appunto in MCA, nella Milano Choral Academy, gli insegnanti di composizione, insomma ho tanti bellissimi ricordi, non ultimo appunto il lavoro poi di perfezionamento e anche di instradamento alla professione che ho avuto il piacere di fare agli inizi del mio lavoro con il maestro Giovanni Acciai, con il quale ho condiviso tante esperienze musicali e anche di vita, ma soprattutto ho potuto apprendere come dire, un certo modo di intendere con rigore e con una precisione del dedicarsi all'attività che mi sono rimaste un po' come cifra stilistica anche del mio modo di lavorare poi personalmente con il coro e sulla musica. Quindi tante figure comunque di riferimento che ti hanno accompagnato lungo tutto l'arco della vita e che, non so, e tu sarai anche una figura di riferimento per tanti altri direttori di coro che vogliono cimentarsi in questo lavoro, insomma, no? Devo dire che non solo figure di riferimento a livello artistico, professionale, ma anche umano, cioè persone che mi hanno insegnato anche il senso della dedizione, del sacrificio per arrivare a un risultato. Sappiamo bene che la musica, come lo sport, come tante attività di questo tipo, richiedono non solo grande passione, ma anche grande dedizione, grande spazio, a volte occupano molto spazio all'interno delle nostre vite. Ecco, questo è un esempio che ho anche imparato da tutti i miei insegnanti che mi hanno messo di fronte anche a delle responsabilità di tipo artistico che vanno ben oltre il semplice fare, ma che stanno prima del fare, quindi nell'ambito del riflettere, del conoscere, dell'approfondire, dello scoprire, dell'andare oltre e quindi poi del fare musica. E senza perdere la passione sempre profonda per la musica. Cosa consiglierebbe a un direttore di coro di adesso dal punto di vista della formazione? Cioè consiglierebbe ancora, io sto passando da lei al tu, vabbè, pazienza. Cambio ruolo a seconda che mi consideri un direttore di coro o un insegnante. Allora, adesso sto parlando con l'insegnante, per cui diamo del lei. Scusa. Okay. I miei allievi mi danno del lei, però tu dammi del lei. Sì. Quindi, dicevo, è ancora utile, da come ne parlavi, fare un corso tradizionale in conservatorio, basilare la formazione appunto classica, o è necessario poi che un direttore si metta anche proprio in gioco in altre strutture, in altri contesti? Trovo sempre poco elegante, come dice un detto, sputare nel piatto in cui si mangia, ma non sempre trovo che la formazione dei conservatori italiani nell'ambito
della crescita della classe, diciamo, dei direttori di coro sia stata all'altezza di quello che poi in realtà noi vediamo essere anche il panorama della formazione al di fuori dei confini nazionali. Diciamo che se parliamo in linea generale, una formazione a tutto tondo dove un direttore di coro possa venire a contatto con non solo il fatto squisitamente tecnico del dirigere, ma soprattutto il fatto analitico, compositivo, quindi poi ecco una formazione su uno strumento polifonico. Sicuramente i conservatori la garantiscono come formazione. Poi da lì a dire che la formazione specifica per il direttore di coro possa essere considerata adeguata, ho qualche riserva, ma non perché ne voglio parlare guardando dall'alto verso il basso nessuno e nessuna istituzione, ma ho qualche riserva perché ci sono passato di persona e mi sono accorto come molte cose che poi mi sono state utili nell'attività di direttore, molti approfondimenti mi sono stati promossi, provocati, li ho incontrati al di fuori del conservatorio, quindi io credo che la nostra sia ancora e difficilmente potrà cambiare una professione da bottega, cioè come i grandi artisti del passato andavano a imparare a disegnare e a dipingere e a scolpire presso la bottega di un grande maestro, in fondo ancora oggi, per quanto il sistema di istruzione dei nostri conservatori abbia equiparato il lavoro di formazione dei musicisti a un lavoro universitario, questo però difficilmente potrà andare a braccetto con quella che è poi la realtà della formazione del musicista. Il musicista è qualcuno che va ad imparare un mestiere. Io certe volte, senza voler sminuire nessuno, dico che non c'è grande differenza tra noi e un idraulico, cioè l'idraulico impara ad allentare, a stringere gli ottoni, noi impariamo a suonarli, ma la differenza non è così grossa. Vabbè, fuori di metafore, di battuta, naturalmente la formazione che chiaramente la scuola ci dà è una formazione che voglio considerare generale, di base, offre allo studente che poi ha voglia di proseguire un supporto per iniziare. Non ci si può accontentare di quello, non ci si può fermare lì e soprattutto è necessario scoprire che per il nostro lavoro un certo tipo di approfondimento anche ad esempio nel campo musicologico, quindi nel campo della conoscenza delle cosiddette esecuzioni storicamente informate, quindi su quello che è il corredo di sapere che deve essere messo a fianco ad un concreto far musica, non possiamo farne a meno, non possiamo rinunciare. Quindi quello che io oggi consiglierei a un giovane studente è quello, sì, sicuramente di avere una buona formazione, come ci possono dare i conservatori, ma di andare poi a cercare anche degli elementi di specializzazione e di approfondimento che forse non sempre tutti i conservatori offrono. Di mettersi sempre in discussione, no? Quello poi diciamo, mai se manca, ecco. Sì. Mattina e faccio la conta delle cose che ancora mi mancano e credo che non finirò mai. Sono sempre di più. Un dato fondamentale di noi musicisti debba essere un tratto caratteristico, debba essere la curiosità. Non può mancare la curiosità dello scoprire quella cosa in più che ieri non sapevi e che oggi potresti ancora incontrare. E il rammarico di avere delle giornate che durano soltanto 24 ore, anzi un po' meno perché qualcosa devi pure dormire. Quindi talvolta questa curiosità che diventa un po' quasi paranoica perché per il desiderio di approfondimento che ti prende, ti coinvolge. Però questo l'ho sentito molto anche nel momento in cui ho dovuto confrontarmi con degli studenti, perché è un conto quando tu ti prepari e ti devi rapportare con te stesso, col tuo far musica, firmi le tue esecuzioni, ti prendi delle responsabilità. Ma nel momento in cui devi parlare a qualcun altro, devi avere anche l'atteggiamento e la delicatezza di poter comunicare senza imporre, di poter stimolare
senza obbligare, di poter indirizzare facendo guardare oltre, magari anche meglio rispetto a quello che tu stesso vedi, e con la capacità di sollecitare chi hai di fronte a mettere in gioco il massimo delle proprie risorse. E questo, quando da esecutore diventi o ti trovi nelle condizioni di essere insegnante, e comunque di rapportarti con qualcuno che ha delle curiosità che tu puoi rinnovare, perché io dico sempre che un corso o un corso di studi non serve a completare, a risolvere dei dubbi, ma a crearne di nuovi. E quindi quando ti trovi in questa situazione ti devi mettere in gioco, a mio modo di vedere, in un modo completamente diverso. Beh, insegnare non significa lasciare un segno, no, nella vita delle persone, sia dal punto di vista, sì, di nozioni, ma forse al di là della nozione proprio di lasciare un segno per la vita, un modo di... È una bellissima sollecitazione, una bellissima immagine, e spero davvero di essere ricordato anche per questo dai miei studenti, non solo perché gli ho riversato nelle teste magari tante nozioni e tante informazioni, perché in fondo si è, tra virgolette, maestri dentro e fuori la classe, quindi Beh, speriamo. ma la musica è tutto tondo, no? Questo è, diciamo, è un augurio che faccio a me stesso. Sì, a tutti credo, nel grande e nel piccolo. Adesso abbiamo parlato di formazione del direttore e se ne parla forse sempre di più. Ho visto anche in Italia quasi tutte le regioni hanno anche dei corsi per direttori, hanno sviluppato Milano, Torino, le grandi città. Ma come formazione invece di corista? Perché alla fine noi, direttori di coro, lavoriamo con uno strumento che sono i coristi. Se non ci fossero loro, cosa facciamo? Sì. Dal punto di vista per stimolare il corista anche a migliorare se stesso, a cercare lui stesso e anche forse a chiedere al maestro delle cose che magari il maestro stesso dice non ci avevo pensato. Diciamo che con questa domanda apri una finestra enorme. Il problema della formazione del cantore è un problema che mi sta da un lato, tra l'altro, molto molto a cuore, e poi specifico anche perché, ma coglierei l'occasione di agganciarmi all'inizio di questa tua domanda, a proposito appunto della nascita anche di centri di formazione a livello regionale, di scuole che anche grazie al contributo di Feniarco e di associazioni regionali stanno aiutando a coltivare una generazione di direttori nel migliore dei modi. Ecco, queste sono talvolta la conseguenza del fatto che da docenti ci rendiamo conto che serve qualcosa in più. Io parlo per la mia esperienza personale, ma potrei citare naturalmente gli amici Dario Tabbia, Lorenzo Donati, gli amici veneti con la scuola Rigele. Cioè, ti rendi conto quando fai questi progetti che in realtà diventano dei contenitori di opportunità e di stimoli per i giovani direttori che non vengono offerti altrove, perché malgrado la fatica che talvolta si fa nelle nostre istituzioni, nei conservatori, per cercare di organizzare al meglio questi corsi, non sempre si ha la possibilità di offrire un pacchetto completo di formazione, e quindi queste scuole nascono talvolta proprio per tentare di affiancare ad una formazione generale, quella di cui parlavo prima, magari una formazione un pochino più specialistica, con uno sguardo diciamo polivalente, anche grazie alla compresenza di insegnanti magari con diverse specializzazioni. Ma veniamo al discorso dei cantori. Nella mia esperienza qui milanese, appunto della MCA, della Milano Choral Academy, hanno avuto sempre uno sguardo da parte mia di grande, non solo di grande rispetto, ma di grande attenzione, perché io dico sempre, parlando con i miei amici, colleghi e studenti direttori, che è fondamentale creare una generazione di cantori evoluti. I cantori evoluti, come io li definisco, sono quelli che non si limitano a darti la loro voce, il loro impegno, la loro disponibilità e la loro voglia di fare, ma sono quelli che
prendono anche qualcosa, perché hanno capito che da un'esperienza come il coro si può uscire arricchiti non solo spiritualmente, musicalmente, umanamente, ma anche culturalmente, trovando nel coro quella dimensione di approfondimento musicale che magari, sto pensando anche già alla mia generazione, non abbiamo incontrato nella scuola dell'obbligo. Ecco allora che il coro diventa un momento importante nella vita dei cantori, e lo abbiamo sperimentato nell'ultimo anno, no? Quanta mancanza tutti abbiamo sentito da direttori e da cantori del far coro. Ancora ieri ne parlavo con i colleghi della commissione artistica di USCI Lombardia sulla possibilità e necessità di organizzare qualcosa, soprattutto per i più piccoli. Ieri si ragionava proprio sui cori scolastici, quindi quanta mancanza, perché non solo ci è mancato il momento di incontro, il momento collettivo, il momento di condivisione, ma anche il momento di apprendimento, di far musica, di approfondimento. Quindi dicevo, il cantore è voluto come colui che non si limita a dare, ma ti chiede, come giustamente hai detto tu, Maria Grazia, prima, talvolta il cantore ti mette in gioco come direttore perché fa delle domande, ti chiede, ma anche solo per la voglia e il desiderio di sapere di più, ed ecco che devi farti trovare preparato, chiusa parentesi, sempre parlando dei direttori. La formazione del cantore è fondamentale, al di là del fatto tecnico, per cui tutti, chi più, chi meno, chi in dimensioni diverse, abbiamo organizzato corsi di tecnica vocale, abbiamo tenuto per i nostri cori corsi di tecnica vocale, ma la formazione musicale del cantore, all'inizio della quale io metto ormai da sempre, un po' anche come eredità che ho ricevuto lavorando per tanti anni con Giovanni Acciai nella cartellina, sull'eredità di Roberto Goitre, l'alfabetizzazione musicale. Io dico sempre che il cantore che legge è un cantore non solo più consapevole di quello che sta facendo, ma anche più consapevole di quello che sta comprendendo nel fare. È un cantore che ti mette a disposizione un vocabolario non solo tecnico, ma un vocabolario di tipo musicale che si può arricchire continuamente partendo da quella base comune che è l'alfabeto sonoro, che è il codice che da solo può cominciare a leggere. Insomma, l'alfabetizzazione musicale sta alla musica, come l'alfabetizzazione letteraria sta al fatto che oggi sono pochi gli analfabeti in Italia, no? Tutti leggono più o meno, diciamo, riconoscitivi a parte, ma tutti leggono, scrivono e parlano abbastanza correttamente. Bene, perché questo non è accaduto come altrove anche sulla musica? Non apriamo questo discorso, apriamo questa meglio di no, lontano, e ci porterebbe anche a fare considerazioni molto tristi, non è il caso. In un contesto così bello come questa chiacchierata, però diciamo che i cori talvolta diventano veramente un momento di stimolo, di incontro, e un punto importante nella vita di chi li frequenta anche da questa parte, da questo punto di vista, cioè la formazione ad un'abitudine alla musica, non solo come fatto ludico, non solo come fatto da condividere nello spazio della prova, ma anche come fatto di crescita personale. In fondo, quanta gente legge, che so, poesie, legge romanzi, legge bene, e lo fa partendo da un'esperienza personale di lettura, di conoscenza, perché questo non può accadere con la musica? Quindi togliere un pochino questo senso del facile, dello spettacolare che purtroppo i mass media ci trasmettono, no? La musica è quella che vai, fai 4 versi e diventi qualcuno. No, forse non è proprio così. Infatti ce lo dice la storia, cioè chi è rimasto nella storia non è chi ha fatto 4 versi, ma chi ha lasciato dei segni importanti. Ecco, anche togliere un pochino dalla cultura dei nostri cantori, non solo i più giovani, ma anche gli altri, il fatto che la musica è un'arte, come tutte le arti, va avvicinata con umiltà, con pazienza, con dedizione, anche da parte dei cantori, e con la voglia di scoprirla, perché alla base del non mi piace c'è soltanto l'ignoranza. E tutti possono farlo. Assolutamente. Giusto?
Assolutamente sì. Non Da questo no. punto di vista, scusa, perché poi Sì, tu dici una cosa, me ne viene in mente immediatamente un'altra. Da questo punto di vista, appunto, i corsi anche che ultimamente anche Feniarco ha promosso e sta promuovendo sull'alfabetizzazione, oltre vabbè, i bei approfondimenti webinar che hanno tenuto un po' tutte le regioni sulla scia di Feniarco. Ecco, l'idea di valorizzare il cantore portandolo ad accostarsi in maniera differente, con uno sguardo, se vogliamo, meno pratico ma più consapevole a quello che fa con la musica. assolutamente. Sì, sono d'accordo. Anche noi direttori di toglierci questa cosa di, pensare che il cantore non possa fare, non possa capire, invece sono persone come tutti noi e possono anzi imparare come sì, come un bambino potrebbe imparare ad andare in bicicletta, anzi se imparassero già ad andare in bicicletta, quindi a leggere da piccoli sarebbe tutto più facile, no? Sì. Vabbè. Eh. Infatti. E niente, grazie maestro per questa bellissima chiacchierata. Se, non so se ci vuole dare non so, un ultimo spot, un augurio, Diciamo che l'augurio, quello non manca mai, e soprattutto l'espressione di un desiderio che sicuramente è condiviso da tutti quelli che ci ascolteranno. Speriamo davvero di tornare a vivere in presenza la nostra coralità, per quanto tutti noi abbiamo fatto grossi sforzi durante quest'anno, perché ormai è passato un anno un pieno, anno. per tenere legati i nostri gruppi. Quanta sofferenza c'è stata laddove non ci siamo riusciti, perché io per primo ho perso completamente i contatti con uno dei miei gruppi che per ragioni diverse non è riuscito nemmeno a vedersi online. Ecco, l'augurio vuole essere quello invece di poter recuperare tutto quel mondo fatto di emozioni, di affetti, di condivisione, che attraverso lo strumento più intimo che possediamo, che è la voce, che da dentro porta fuori qualcosa, ecco, che tutto questo possa tornare ad essere parte del nostro quotidiano è l'augurio più bello che faccio a tutti voi, a me stesso, a tutti coloro che cantano, e speriamo di poterci rivedere presto in giro a cantare insieme. Sì, assolutamente. Questo è un desiderio grande che penso di essere, di aver condiviso con tutti voi, e che ci auguriamo si possa realizzare quanto prima. Grazie. Grazie, grazie maestro, grazie di tutte le belle parole, di tutte le sue esperienze. Grazie. Arrivederci a tutti e alla prossima puntata con Ave Core Incontra.